Un piccolissimo falò simbolico acceso dagli alpini in piazza, così Arcade ha ricordato le vittime del Covid. La notte dei falò cancellati dalla pandemia si è così accesa di significato nel paese famoso per il panevin più grande della Marca e tra i più alti del Veneto, che la sera del 5 gennaio ha richiamato ininterrottamente per 54 anni migliaia di persone. Quest'anno è andata diversamente. Ieri sera gli alpini comunque hanno voluto dare un segnale, accendendo un piccolissimo farò piccolissimo con il parroco che era Benedetto, per ricordare tutti i morti alpini del Covid e anche di altre, diciamo, ovviamente, malattie. E quindi è stato anche un momento toccante, perché messa dedicata a questi defunti e poi questo momento di raccoglimento attorno al fuoco, che comunque è un simbolo di aggregazione. Giusto per la cronaca, le poche faville di Arcade sono andate verso sud, a metà strada tra Levante e Ponente, segno che forse qualcosa di buono dal male sta per arrivare. Verso sera, quindi di buon auspicio, sono andate invece le faville del Panevin della famiglia Bernardi ad Asolo, uno dei pochissimi autorizzati, acceso sul Monte San Martino e visibile dalla Bassa Trevigiana fino al Grappa. Questa è una tradizione che dura ininterrottamente da 60 anni. Mi ricordo che quando ero giovane partivamo assieme al papà per fare la legna, per fare anche con la neve alta 50 cm, perché è una qualcosa che rimane dentro di noi ed è rimasta dentro di me. Quindi abbiamo chiesto l'autorizzazione, l'abbiamo avuta nel rispetto delle normative e quindi abbiamo pensato di farlo anche per rappresentare tutti i falò della provincia di Treviso che non sono riusciti a fare questa sera.